Area Serena a Manzano, di fronte al Palazzo Municipale. Da molti anni se ne parla, ma per ora, oltre alla sterpaglia e il campo incolto, nulla si vede. Spunta l'ipotesi di sistemazione secondo un riassetto urbanistico che segua i canoni moderni. Ne parliamo con l'architetto e membro di Fratelli d'Italia Roberto Gugino, che da tempo ha intavolato un dialogo con l'attuale amministrazione comunale. Le sue parole. Allora, io innanzitutto mi presento, sono l'architetto Roberto Gugino e in accordo con l'attuale amministrazione vi è un'idea sulla famosa area Serena a Manzano che da 60 anni ovviamente non ha mai visto nascere nulla. C'è l'idea finalmente di dargli un riassetto urbanistico e adesso chiaramente si parla solo di idee. C'è l'ipotesi di poter sistemare questo punto fondamentale del centro di Manzano proprio di fronte al nostro palazzo comunale, al fine anche di valorizzare tutto quello che è il centro di Manzano. Ovviamente anche un'idea dell'amministrazione è quello, oltre che di dare un riassetto urbanistico alla zona, e anche una mia idea è quella di risistemare tutta questa area prospiciente al Palazzo Comunale, anche quella di portare il centro di prototipazione nell'area appunto che state vedendo qua alle mie spalle. Questa diciamo è l'idea così di massima che verrà sviluppata in questi mesi, vedrà la luce e verrà presentata prossimamente. Ecco, la cosa importante da sottolineare, insomma, c'è questa voglia da parte dell'amministrazione comunale di fare e chiaramente ha coinvolto anche lei, perché lei comunque fa parte anche di un partito politico, no? Esatto, io sono un rappresentante di Fratelli d'Italia e è sempre stata mia idea, anche perché abito nelle vicinanze di Manzano, di dare un contributo mio personale per rivalorizzare questa zona. Una volta reso operativo il progetto, tempi tecnici per il suo realizzo? Beh, le tempistiche ovviamente saranno qualcosa che verrà dettato alla presentazione del progetto. Sui costi sappiamo benissimo che quelli devono essere calcolati e saranno appunto studiati con computi metrici mirati. Comunque le tempistiche secondo me possono essere potrebbero già essere cantierizzate il prossimo anno. Ricordiamo che nella sua idea rientra anche il centro storico manzanese. Infatti noi abbiamo pensato di fare un progetto che sia un tutt'uno col centro storico, che questa area serena sia collegata a quella che deve essere la rivisitazione di tutta la viabilità del centro storico, che adesso, come saprete, è un po' così raffazzonata, vedasi percorsi pedonali che sono ridotti a cordolature e dove anche la gente non può camminare in sicurezza. C'è anche la volontà, per quello che riguarda il borgo Pozzo, di rivedere un suo riassetto che sia legato a Piazza Chiodi, alla viabilità e all'area serena. Insomma, non resta che aspettare Esatto. di mettere i ferri in acqua. Esattamente. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti